Il collegio del mondo unito dell'Alto Adriatico è la fotografia del mondo che vorremmo e la sua fortuna e capacità consistono nel riuscire a dare l'idea di un'Europa che cresce e si evolve negli Stati Uniti d'Europa. Così Deborah Serracchiani, presidente del Friuli Venezia Giulia ma anche ex deputato del Parlamento europeo, ha sottolineato oggi la valenza di una realtà che nascendo ha anticipato i tempi in un mondo che stava cambiando. Oggi nel prender parte assieme al vicepresidente del Consiglio regionale Igor Gabrovec e da numerose altre autorità ai festeggiamenti per la chiusura del 31esimo anno accademico, la Presidente ha auspicato che il prossimo anno sia anche il primo di una collaborazione forte, stretta e fattiva tra il Collegio e la Regione. Rivolgendosi in particolare al Presidente del Collegio, ambasciatore Gianfranco Facco Bonetti, e al Rettore Michael Price, Deborah Serracchiani ha sottolineato con determinazione l'importanza che l'amministrazione regionale attribuisce al Collegio. Una struttura, ha detto, che ha un riconoscimento forte e radicato nel nostro territorio e fuori ed ha assicurato appoggio anche nella prospettiva di un più stretto rapporto tra il Collegio e una Regione che, anche grazie a questa istituzione, punta a rafforzare le proprie relazioni internazionali. Per la Presidente, infatti, il Friuli Venezia Giulia è sempre di più la Regione che in Italia meglio può svolgere una funzione nei rapporti con i Paesi europei, quelli che stanno per entrare nell'Unione Europea e le nuove realtà. Deborah Serracchiani ha quindi voluto ricordare Antonio Comelli, che da Presidente della Regione molto ha fatto per questa struttura, ma anche tra i fondatori Corrado Belci e il direttore amministrativo Giorgio Pantoni, scomparso lo scorso marzo e citato ad esempio dei valori di operosità e buon lavoro portati avanti per così tanti anni. Io sarò più breve.